Oggi ti ho portato con me nei boschi per mostrarti un oggetto davvero particolare. È un oggetto d'antiquariato, diciamo, che ho trovato a casa dei miei nonni. Adesso vedrai, è davvero una chicca. L'oggetto in questione è questa caffettiera portatile. È una caffettiera Stella tipo S, risalente agli anni 30-40 e che i miei nonni utilizzavano quando andavano a fare i loro picnic. L'ho trovata, l'ho pulita e adesso vediamo come funziona. Allora, la caffettiera è formata da 3 parti. Questa, la parte sopra, che si svita, e vedete ha la guarnizione e il forellino per far fuoriuscire il caffè dal tubicino. Sopra abbiamo il filtro e dentro c'è lo spazio per mettere il portacaffè, diciamo, e qua dentro ci va l'acqua. Poi al di sotto abbiamo un bruciatore ad alcol e uno spazio per 1 e 2 tazzine. Il sistema è davvero ingegnoso perché permette di caricarla già da casa con l'acqua, il caffè, e quindi averla già pronta al momento del bisogno. Io adesso mi sono portato dietro ovviamente il caffè e l'acqua, la riempiamo e vediamo come funziona. Sono le 16:39. Ecco che dopo circa 10 minuti sta iniziando a fumare, esce vapore dai 2 tubicini, per cui dovremmo essere vicini. Allora, purtroppo si era alzato un po' di vento e la fiamma non ce la faceva. Ecco che alle 16:54, quindi quasi un quarto d'ora dopo, ma ho avuto un po' di problemi con l'aria, esce il caffè. Bene, ecco che dopo quasi 20 minuti dall'accensione mi sembra che il caffè sia uscito tutto. Allora, il mio caffè è pronto e vediamo com'è. Sa di caffè, non ha sapori strani, che dire, nonostante questo aggeggino venga dagli anni circa anni 30, anni 40, adesso io non lo so quando sia stata comprata, ma anche se venisse dagli anni 40, insomma sono comunque passati 70 anni, ma il caffè lo fa ancora e anche decente. Ovvio, non è un sistema molto rapido, però dai, è qualcosa di divertente. Io per oggi ho finito qua, mi sono bevuto il caffè e me ne torno a casa. Spero che il video ti sia piaciuto. Se sei nuovo ti invito a iscriverti al canale. Se sei già iscritto ti ricordo di selezionare quella campanellina che trovi tra il mio nome e il numero di iscritti al mio canale, mettere ok a tutto, così ti arriveranno le notifiche per i prossimi video che pubblicherò, così non te ne perdi neanche uno. Io ti ringrazio ancora una volta per aver visto il mio video e ci vediamo nel prossimo. Ciao!